Il Parlamento italiano ha messo mano alla Costituzione, un Parlamento illegittimo che si arroga anche un titolo di Parlamento costituente di fatto, perché sono toccati quasi 50 articoli del testo costituzionale. Parlamento illegittimo perché la Corte Costituzionale con la sentenza 1 del 2014 ha stabilito che il cosiddetto Porcellum, la legge elettorale, che dà il premio di maggioranza di ben 140 parlamentari, di fatto è una legge illegittima e quindi non dovrebbero sedere questi 140 nel Parlamento. Ma ciò detto, sto testo come lo possiamo valutare? Decisamente in modo negativo. Crea incertezze, crea centralismo, crea conflittualità e non diminuisce i costi della politica italiana, costi che paghiamo noi veneti tra l'altro. Questo giudizio che noi diamo come indipendenza veneta fin dal primo momento è stato fatto proprio oggi anche in un testo che hanno pubblicato ben 56 costituzionalisti, i quali hanno evidenziato tra l'altro una cosa di non banale rilevanza, ovvero che sono praticamente azzerate le competenze legislative delle regioni. Voi pensate, il Veneto, questo Veneto che agogna l'indipendenza, che in qualche modo goffamente col suo presidente cerca di chiedere maggiore autonomia, ulteriori forme e competenze e autonomia per il Veneto, di fatto si vedrà privato di tutto. Qualcuno parla addirittura di abolire le regioni, ma d'altronde se chi rappresenta il Veneto chiede le briciole dell'autonomia non può che essere il gioco finale di uno Stato centralista quello di chiedere tra poco anche l'abolizione delle regioni. Quindi una riforma estremamente dannosa per il Veneto, una riforma comunque centralista per tutti, illiberale, che riduce la partecipazione dei cittadini anche toccando lo strumento referendario, una realtà quindi alla quale dobbiamo prestare la massima attenzione e arrivare preparati per il voto di ottobre votando decisamente no. Io credo che questa sia la riflessione principale. Dobbiamo appropriarci dello strumento di partecipazione democratica, dobbiamo informarci. Indipendenza Veneta si batte su questo versante, conoscere per deliberare. Ora è il momento di entrare sulle questioni vitali per il nostro futuro e di non lasciare agli altri la decisione. Quindi informiamoci, informate gli altri, partecipate al voto e capirete alla fine che l'unica strada possibile è quella dell'indipendenza, perché questo Stato si sta avvitando in un fine di storia che è veramente devastante, dannoso e per noi purtroppo assai pregiudizievole.